I passi sono ancora moltissimi da fare, adesso siamo solo all'inizio di questo progetto turistico. I prossimi passi saranno sicuramente quelli di valorizzare i percorsi turistici, paesaggistici che abbiamo nel nostro territorio e quello sarà sviluppato nel 2023. E la finalità sicuramente è di far conoscere questo bellissimo territorio. Abbiamo di tutto in questo territorio, un bellissimo paesaggio, abbiamo la cultura, abbiamo il territorio adatto per fare sport, abbiamo tantissimi eventi, la gastronomia, uno dei punti di forza anche del nostro progetto. E la finalità è proprio questa, di far conoscere ai turisti la nostra tradizione, i nostri prodotti che abbiamo tradizionali del nostro territorio e vogliamo un turista interessato proprio a questo, interessato a conoscere la nostra tradizione, un turista rispettoso naturalmente dell'ambiente e delle nostre colline. Il turista che sta arrivando più che altro è quello internazionale ormai, sempre di più le colline vanno verso un turismo internazionale, è la cosa che più interessa. Oggi siamo molto vicini agli aeroporti di riferimento che sono Treviso e Venezia, ma anche Verona non è un aeroporto lontanissimo e anche i porti non sono lontani, quindi è importante capire che oggi le colline sono molto ben viste dal turismo internazionale e sicuramente sarà quello a cui punteremo in futuro. Stiamo lavorando molto sulla raggiungibilità delle colline, adesso c'è un progetto che partirà con Trenitalia e MOM che permetterà di raggiungere le colline con un'interazione treno-gomma e cerchiamo di arrivare veramente a un risultato che porti il turista a poterle fruire in qualsiasi tipo di modo, dalla bicicletta elettrica al cammino fino all'auto elettrica. Cercheremo di evitare il più possibile grandi spostamenti, ma spostamenti individuali. Per imparare a fare rete non è difficile, ci sono già tutte le istruzioni per poterlo fare. Il problema è la volontà e soprattutto imparare a gestire l'ego e imparare un pochino l'umiltà, perché per riuscire a fare rete bisogna togliere una parte di sé e darla all'altro e ricevere dall'altro qualcosa che non si ha, e questo in Italia non riesce tanto bene, qui nemmeno, però insomma bisogna farlo. Si può fare in due modi, attraverso esclusivamente delle reti private, quindi tra soggetti privati, imprese che decidono uno scopo comune e si adeguano a questo scopo per poter fornire, in questo caso la rete della quale parlerò è la rete Cycling in the Venice Garden, un servizio sul cicloturismo al cicloturista. E il secondo modo è un pochino più complicato, è una rete pubblico-privata nella quale c'è un dinamismo di richieste da parte del privato con delle risposte da parte del pubblico molto veloci e performanti, come in qualche maniera stiamo cercando di fare in questo momento. Fortunatamente il 2022 è stato un anno di ripresa molto importante. Diciamo che da gennaio fino a giugno i dati erano ancora sotto livello rispetto al 2019, che è stato però l'anno dei record per quanto riguarda le presenze turistiche in Veneto, anche se ovviamente rispetto al 2021 la crescita è stata esponenziale. Ma io voglio paragonarmi all'ultimo dato utile e importante per capire quanto tempo ci vorrà per ritornare ai livelli a cui eravamo abituati. Da luglio in poi devo dire che i dati sono addirittura in crescita, quindi luglio, agosto, settembre, ora aspetteremo anche quelli di ottobre, che grazie anche alla stagione molto positiva dal punto di vista climatico ci hanno portato cifre del 2 e il 3% superiori ai rispettivi mesi del 2019. Ricordo sempre che quell'anno era l'anno dei record, quindi significa che il turismo è ripartito alla grande, sia in termini numerici, ma soprattutto ciò che dobbiamo fare noi, e il convegno di questa sera lo dimostra, lavorare molto sul tema della qualità. Sul tipo di turismo che vogliamo, quindi tutta la pianificazione futura, il piano strategico regionale e tutti i bandi che usciranno da qua alla prossima programmazione 21-27 anche con l'utilizzo dei fondi europei cofinanziati dalla Regione volgeranno proprio in questa direttiva, quindi l'accessibilità, la sostenibilità a un tipo di turismo di qualità, perché il nostro intento non è più aumentare i numeri ma è capire il tipo di turista che vogliamo attrarre sul territorio, che ovviamente è un turista che dovrà avere anche una
ampia capacità di spesa e quindi essere molto più, dare molto più reddito anche alle nostre aziende.